Genova in tutti gli anni in cui, lavorando per il governo, mi sono occupato dei rapporti tra pubblico e privato, soprattutto tra amministrazione pubblica e concessionari. È indubbio che l'amministrazione pubblica fa fatica. I privati hanno un capitale umano, metodologie, tecnologie, investimenti in formazione superiori. Poi ovviamente i privati fanno il loro mestiere, cioè perseguono il profitto, e l'amministrazione pubblica deve fare sì che questo avvenga nel rispetto delle leggi. La situazione di Genova, io penso che la cosa più semplice sia parlare molto chiaro e dire quello che uno fa. La situazione di Genova, quando io sono arrivato, era di un'amministrazione pubblica per certi aspetti allo stremo. L'autorità veniva da anni difficilissimi ed era talmente indebolita nei suoi ranghi tecnici da poter molto difficilmente corrispondere alle richieste dei privati. Il primo punto è stato quindi rafforzare l'amministrazione tecnicamente. Io penso che un imprenditore nella sua azienda la prima cosa che fa è guardare se ha le risorse umane, tecniche e finanziarie per svolgere il suo lavoro. Questo in Italia costa tempo e fatica, ma va fatto, e io credo che l'autorità oggi sia in condizioni migliori e inizi a essere operativa a livelli, diciamo, con standard adeguati. Un secondo tema è che, nonostante in tutti i documenti comunitari si dica che Genova e la Liguria soffrono di un problema di esiguità degli spazi, sembra sempre che a Genova combattiamo per pochi spazi. La realtà, ne abbiamo anche parlato spesso col Presidente della Regione e con il Sindaco, è che ci sono anche molti spazi inutilizzati, ed è il cuore della tua domanda. Cioè, quando sono arrivato, i riparatori navali, noi oggi siamo dei costruttori di riparatori navali, mi hanno detto: noi abbiamo bisogno di due cose, riqualificare i bacini e più spazio. E qui si arriva alla difficoltà del rapporto tra pubblico e privato, perché per fare questo bisogna fare procedure, bandi, data il contesto, ho fatto prima un riferimento Totti, quindi non ci torno, sono procedure lunghe, ma io sono abbastanza ottimista e credo che entro l'anno avremo il bando su cui abbiamo lavorato. Non voglio farla lunga perché poi magari mi fai una domanda. Io penso però che fino ad ora qui non abbiamo toccato un tema molto delicato, che è il rapporto tra le imprese e il lavoro. Questo rapporto ha un effetto che è quello dell'innovazione tecnologica. È già stato detto qualcosa, non ci voglio tornare. Ma c'è anche un problema di dialogo tra datori di lavoro, lavoratori e amministrazione pubblica a fronte di alcuni cambiamenti negli investimenti, nuovi attori che entrano, un diverso modo di organizzare la produzione. Voi pensate ai bacini, prima sono di proprietà dell'autorità portuale, stiamo pensando a una gara in cui li assegniamo. Sono cambiamenti che comprensibilmente possono anche spaventare i lavoratori, è comprensibile. Però io vorrei che uscisse, e chiudo, da questi lavori di Confindustria un primo messaggio. Il porto di Genova e Savona è un animale molto sano. Il porto di Genova e Savona ha una vitalità in quasi tutti i comparti che fa sì, che non dopo potrà dirlo anche me, che molti operatori stranieri in questo momento guardino a Genova e Savona come un luogo di investimenti, di profitti, di assunzioni. Noi non abbiamo vertenze in porto che prevedano di mandare a casa i lavoratori. Noi abbiamo vertenze che prevedono in alcuni casi di cambiare il modo di lavorare, ma non ci sono licenziamenti, ci sono assunzioni
ci può essere un diverso modo di lavorare. Quindi il messaggio è molto positivo, capisco le paure, capisco le apprensioni, ma Genova deve bombardare questo messaggio. Ha ragione Giovanni Totti. Aspettative, ma non le differenze aspettative, perché alle volte l'aspettativa è fai una cosa perché avremo attenzione. Noi abbiamo attenzione e la dobbiamo valorizzare. Ti inserisco quest'ultimo elemento di riflessione che meriterebbe forse solo quello un intero convegno, ma riassumilo in poche parole, del tema di una maggiore autonomia che si possa dare ai porti, se non dal punto di vista del recupero di una parte di quanto noi raccogliamo sotto forma di IVA di accise per l'erario, magari forse anche con un nuovo ruolo dell'autorità portuale, che possa essere quasi un soggetto, una società per azione, qualcosa più simile ai modelli nord europei. Sì. Io credo che sia stata molto interessante questa carrellata, sono contento che sia presente il Presidente di Confindustria perché alcune specificità di Genova e del porto credo che siano emerse bene. Non tutto, come diceva Hegel, nella notte tutte le vacche sono uguali, ma non è così. Un primo punto è che qui abbiamo sentito parlare imprenditori estremamente vitali. Voglio tornare su questo punto. Qui non ci sono soggetti che stanno male, questi sono imprenditori estremamente vitali che hanno grandi progetti di investimento, che fanno parte di gruppi che investono nel mondo, alcuni di meno, e che hanno su Genova una presenza già radicata e chiedono di fare di più. Questo è molto importante, ci torno Massimo, perché ci sono altre situazioni che sono state toccate con grande competenza, prima penso all'intervento su Mittal che è stato estremamente interessante, ma abbiamo situazioni variegate. Un secondo punto, lo ricordo, ma solo a flash, è occupazione, mondo del lavoro, investimenti. Non ripeto quello che ho detto prima, ma abbiamo bisogno di fare sintesi su questo punto e Genova vive una situazione in questo un po' delicata. Ha un mondo del lavoro che ha dinamiche forse ancora molto radicate nel tempo e invece le esigenze delle innovazioni premono in modo estremamente massiccio. I riferimenti che sono stati fatti da tutti qua, l'ultimo Giulio è stato molto veloce, ma il gigantismo navale ci impone a tutti, privati e pubblici, investimenti, Presidente, con una tale entità e con un tasso di obsolescenza che metterebbero alla prova una corporation con le spalle larghe. Noi abbiamo inseguito l'identificazione delle banchine per scoprire investimenti ambientalmente sensati, molto costosi, per scoprire che sono probabilmente diseconomici per la bolletta energetica che impongono agli armatori. Quindi depositi dell'ANG. Allora facciamo i depositi dell'ANG, però capite che, e vengo al punto dell'ultima domanda, può un ente pubblico rispondere a questo tipo di richieste? Io penso di no. So che è una posizione un po' forte, anche perché bisogna intendersi, non è che la SPA è la panacea di tutti. L'SPA è un modo per funzionare come procedure in modo più snello rispetto a un ente pubblico, ma la SPA deve avere poi deroghe, perché se è un SPA che sottostà a tutti i principi della via, allora io per assumere, per fare un bando, per fare una gara, per una fornitura, ho tali condizionamenti che non risolvo del tutto i problemi. Io per rispondere alle richieste che questi signori mi pongono, credo che con la formula dell'ente pubblico non ho oggi in Italia questa possibilità. È un tema su cui dobbiamo lavorare insieme, non bisogna fare forzature, ma certamente sono contento di dirlo in Confindustria. Gli imprenditori hanno richieste e tempi oggi non compatibili con l'ordinamento, quindi è un tema che è stato posto e che credo che meriti un approfondimento.